Eccomi qua, mi vedevo. Sono io qua alla macchinetta del parcheggio perché insomma, sai quale, un attimo che ti fa la multa. Aspetta un attimo che vediamo come la funziona. Buonasera. Buonasera, hai fatto fatica a cattare posto per la macchina? Abbastanza perché con la pioggia, i ventuti qua, cosa devo fare? Potevi venire piazza e Bonoretta, invece di stare sul divano a cincischiare. Come invece stare sul divano a cincischiare? Sono qua che devo lavorarmi, come devo fare? Quanto tempo pensi di lasciare parcheggiato quel bocal di macchina? Che se ti serve un usato sicuro e senza libretto dimmelo che c'è mio cugino Mimmo Mariuolo che ha delle belle occasioni. Oh, ma senza libretto, Mimmo Mariuolo, con la mia macchina. Comunque sto qua, non so, fammi 2 ore, 2 ore e mezza, grazie. Tutto quel tempo? Sì, e tutto cosa quel fai tutto quel tempo? Non ti interessa, Vai a sì. scroccare il pasticcio dalla suocera? O vai dall'amorosa a ropetare? No, sono qua con quelli della domenica sera, sono in televisione invece, ma cosa amorosa a roppettare, Sì, e mi son Claudia Schiffer, con te ce l'ha un altro. Come conto ce n'è un altro? Sono qua che lavoro, dai. Hai parcheggiato come si deve o da disgraziato? Guarda che vado a dare un'occhiata dopo, che non pensi di contarmi quella dell'orso. No, ho parcheggiato bene, tranquillo, ho parcheggiato bene, 2 ore e mezza per piacere, dai che ho fretta, grazie. Per 2 ore e mezza di domenica sono 11 euro. 11 euro, di 2 ore e mezza, sto fuori invece, Inserire il denaro, Sì. la tessera o un dente d'oro o la fede o il braccialettino della comunione o la cadenina, o quel che te che. Oh, 20 euro, dove li metto? Qua, eccoli qua, 20 euro, me dasi il resto per piacere, grazie. La macchina non dà resto nemmeno se mandi giù un pomo intero senza bere neanche un gossino di acqua e senza fare la faccia di quello che sembra che si stia stofficcando e gli slagrimano gli occhi. Neanche il resto, neanche stavolta, va bene dai, il ticket, eccolo qua, va bene, arrivederci, grazie. Arrivederci. Grazie e salutami i parcheggiatori abusivi della domenica sera e dici a Gigi Vesentini che la prossima volta che lascia il suo scartozzo di macchina con le ru sul marciapiede la rigoda in cima e in fondo. A Alvisa la ornicis busole gume a xenofocus ci lascio i quadri sotto. Invece alla Angela Boloni dici che può parcheggiare anche in mezzo alla strada che va bene. Ok, va bene, che lo dico, soliti che fa le preferenze, va bene che lo dico, grazie, ci vediamo dopo, ciao. Beppe Vivilo! Fantastico.